Un galà d'eccezione con ospiti illustri, con i più famosi conterranei, la presenza di esponenti della stampa, momenti di spettacolo e racconti su San Calogero e la festa del mandorlo in fiore. Un grande successo quello di ieri sera, che ha decretato la cerimonia di premiazione dei concorsi Fotografa San Calogero e Fotografa il mandorlo in fiore, organizzati dal direttore del sito online Agrigentoggi Domenico Vecchio. Tante le autorità presenti e artisti di chiara fama: Michele Guardì, Gianfranco Iannuzzo con Ombretta Cantarelli, Giovanni Moscato e il Valdacragas. Momenti di commozione quando è stato proiettato un servizio inedito della nostra Margherita Trupiano, che ha presentato la serata contenente un toccante racconto su Camilleri e San Calogero, tutti in piedi ad applaudire il maestro scomparso. L'organizzazione, curata nei minimi dettagli da Francesco Novara, Giada Attanasio e Stelio Zaccaria, ha accolto il verdetto della giuria composta da giornalisti che ha visto, per la sezione Mandorlo in fiore, Alessio Maio per la migliore foto a colori, Giuseppe Baldo per la migliore foto in bianco e nero e il premio speciale AIX è andato ad Alessandra Formica. Per la sezione San Calogero, Vincenza Augello ha vinto il premio per la migliore foto a colori, Linda Mella per la migliore foto in bianco e nero, premio speciale DIN per la migliore foto tecnica a Giuseppe Cacocciola. E infine premio speciale della Proloco Valorizzazione Città di Agrigento a Gianfranco Iannuzzo. Il concorso, che ha visto numerosi partner, si avvia a crescere ancora, perché nella prossima edizione si arricchirà anche della sezione Fotografa lo sport. Lo ha anticipato il direttore di Agrigentoggi Domenico Vecchio, cogliendo al volo una sollecitazione di Stelio Zaccaria. Al termine, degustazione di vini offerti dall'AIS e buffet.